Niccoli, molto bene qui con l'1-2 col compagno. Niccoli può calciare, Dalba mette in calcio d'angolo, la mano perfetta da parte dell'ex Sporting Alcamo. Tante giocate forse un po' da evitare, come quella di Barcellona che ha provato una bicicletta. Restivo, Barcellona 1-2, non funziona, poi trova Vallecchia, Barcellona! Si sfila come un fantasma, sbuca con la punta, spedisce in porta ed è 1-0 Atleti con il solito Gabriele Barcellona. L'abbraccio con tutta la panchina, bellissimo qui. Tuzzolino. Adesso la Piana prova all'1-2, Tuzzolino, palla meravigliosa la Piana, pallonetto e poi perfetto di testa a salvare Capitano Alessi. Era battuto anche il compagno, il portiere Mauro Alessi. Bisogna vincere quest'oggi e al momento lo sta facendo Barcellona, doppio posto velocissimo, Barcellona! E poi esce benissimo Alessi a pressare veramente tanto in alto. Intanto Nilmar, tutta la classe, Nilmar col destro! La parata perfetta di Alessi che si distende ad incrociare. Parte Agnello, è un 3 contro 3, cambia gioco, palla sul secondo palo e poi Dalba, perfetto a negare il gol del pareggio. Grande intervento dell'ex Sporting che in diverse occasioni ha pure timbrato il cartellino. Nel frattempo calcio verso la porta, Alessi, si distende Dalba, cerca di lanciare in avanti, la tocca Agnello, buon lavoro su Vallecchia, Agnello si allarga tanto, poi si quasi dimentica il pallone, poi sbuca invece il gol con Niccoli. Sull'out di destra lavora magnificamente Agnello, la mette in mezzo e spinge da due passi sul secondo palo, lasciato solo 1-1. Le finte, Tuzzolino vuole Mancino, calcia sul secondo palo, sbuca sempre Giuliano che fa il gol del 2-1, un tiro non perfetto di Tuzzolino, diventa un assist. Giuliano fa uno dei gol più facili probabilmente della sua carriera, 2-1. Nilmar sulla posizione di Barcellona, riesce comunque a passare Barcellona, grande aggancio, Barcellona, guarda in mezzo, Giuliano! Perfetto il passaggio di Barcellona, così come la conclusione di Giuliano che abbraccia tutti in panchina. Macaluso cerca di lottare Niccoli, ma si continua ancora Barcellona a nascondere l'ennesimo pallone, sempre con la suola imprendibile. Barcellona la vuole difendere, poi trova il pallone con un grande lavoro anche la Vigor Sancadato che si riparte con Niccoli. C'è la posizione di Macaluso, poi cerca la porta con la punta, batte Dalba, 3-2, partita riaperta più che mai. Silenzio tombale adesso, passi per rientra Voglia e lo sapeva mister Miosi che lo fa entrare per il calcio di rigore. Lui vuole sentire le urla da parte del pubblico che effettivamente risponde presente, così come lui che fa gol. 4-2. Il posizionamento a Sanchez, sbaglia il tocco, poi Tuzzolino, ancora Sanchez, apre Tuzzolino, apparecchia per Nilmar, aveva fatto tutto bene, aveva fatto finta col sinistro, calcio con il destro, palla fuori. A negare il gol Vallecchia, gancio delizioso da parte del 20, c'è la sovrapposizione del compagno, arriva Sanchez, ancora Vallecchia, le finte, Tuzzolino, va tutto bene e poi mette in porta Sanchez. Ma che azione da parte dell'Athletic che ha fatto un'azione veramente da calcio a 5, passaggio e poi il gol sul secondo palo come recita il manuale del calcio a 5, 5-2. Niccoli, Sanchez intercetta il pallone dopo il contrasto, poi rimane lì il pallone, Nilmar ancora doppio passo, Nilmar poi mette sul secondo palo, lo fa adesso per Tuzzolino, chiude invece Alessi, grande parata, poi la palla rimane lì per Nilmar, apparecchia ancora la conclusione di Sanchez, 6-2. Nilmar sempre infermabile il 13, Nilmar cerca il secondo palo, poi tocco sfortunatissimo di Granatieri, adesso 7-2, però è un passivo veramente eccessivo per ciò che stiamo vedendo oggi in campo. Con la Piana che rimane in barriera, Barcellona si stacca, va Toscano col mancino, non l'aveva calciata male, anzi ha fatto. Barcellona, Nilmar si gira e calcia col sinistro, palla fuori. Toscano vuole il dribbling ma sbaglia, la Piana ruba il tempo ma non trova il gol perché c'è l'opposizione perfetta di Morales. Per Nilmar, Tabita, ma è terminata, palleggia anche Tabita e va bene così perché vince il match. La squadra di mister Miosi vince con il risultato di 7-2 contro un ottimo Vigor San Cataldo, nonostante il risultato forse non lo certifichi